Domenica 8 marzo registriamo un'altra sconfitta sul campo casalingo contro la squadra ultima in classifica. Dopo il buon periodo che ci aveva fatto guadagnare 10 punti in 4 partite, c'è stato il periodo buio, su 5 partite abbiamo guadagnato un punto. Torniamo a casa a mani vuote anche da questa partita che doveva essere la partita della rinascita. Ci sono assenze per squalifiche e infortuni, ma dobbiamo meditare sulle nostre distrazioni in area e sulla difficoltà di arrivare a rete nonostante le nostre buone occasioni. Dirige l'incontro il signor Ferracin, coadiuvato dai signori Loccar e Sostini. Col fischio dell'arbitro comincia il primo tempo, la Sambo arriva presto al tiro, Mandale spara, ma il suo tiro non impensierisce Bertinelli. Adesso è Salvagno che riesce a tirare verso l'area, Porcelli tenta di controllare di petto ma Altamura agguanta. Adesso è Nardi che lancia lungo per Porcelli, il portiere è in anticipo e l'arbitro fischia. E purtroppo con la primazione della Sambo verso la nostra parte c'è il Pateracchio, Pulvere non controlla e Viviani ne approfitta. Alla ripresa tentiamo una timida reazione verso l'area avversaria, la difesa è attenta, otteniamo solo un calcio d'angolo. Battuta corta di Belfanti per Olivieri e cross verso il centro, nessuno alle ali, la palla è a fondo campo. È buona occasione per il team su questa battuta di Olivieri, la barriera devia ma Altamura è attento. E altro miracolo di Altamura su questo tiro di Olivieri dopo lo scambio con Nardi. E sul successivo calcio d'angolo il tiro è messo fuori di testa da Pasini. Ed è ancora il team che attacca, Viola, Pasini, Fiero che passa a Pulvere, il suo tiro è a lato. E si rivede la Sambo, Mandale è lanciato e si libera di un paio di difensori, arriva il tiro ma il tiro è a fondo campo. Nell'azione successiva c'è questo lancio per Cherubin che la mette per Lorenzi, la passa a Mandale, Pulvere la tocca per Salvagno che fa un retropassaggio per Olivieri, Cherubin ruba palla e insacca per il 2-0. Alla ripresa c'è questa azione del team, lancio di Benfatti per Soave sulla destra del campo, cade in aria in questa maniera, nessun problema per l'arbitro, l'azione sfuma. E discesa del team con Soave che si porta in prossimità della nostra area, tira tra le braccia di Bertinelli. E adesso è Nardi che lancia Benfanti sulla destra del campo, il suo tiro passa davanti a Porcelli e Soave ed è a lato. E discesa di Olivieri e lancio per Pulvere, controllo e cross verso il centro dell'area ma la palla è tra le braccia di Altamura. E su questa punizione della Sampo che supera abbondantemente la traversa, l'arbitro fischia e chiude il primo tempo. Sostituzione nel team prima dell'inizio del secondo tempo, Pulvere lascia il posto a Peritore Lorenzo. E inizia il secondo tempo, la battuta del Santa Lucia. Cominciamo attaccando, Peritore per Nardi che la tocca a Soave e poi Porcelli e tiro che finisce fuori misura. Poco dopo usufruiamo di questo calcio d'angolo, la difesa respinge, Salvagno tenta un tiro al volo che viene ribattuto, l'azione sfuma.
ed è sempre Santa Lucia. Olivieri lungo per Soave, riesce a tirarsi e girare il tiro debole, Altamura para. E continuiamo ad insistere, traversone di Pasini per Nardi che la tocca per Salvagno, tiro verso l'area, Soave di testa ma la palla è sulla rete. Le azioni del team continuano, scambio Porcelli-Nardi e tiro per Soave che sfiora la palla ma la palla esce a fondo campo. Il gol tarda a arrivare e Santa Lucia fa le prime sostituzioni. Entrano Varano e Badia ed escono Fiero e Soave. Sostituzione anche per la Sambo, Targon sostituisce Lorenzi e si rivede da Sambo. Targon viene lanciato verso la nostra area ma è in fuorigioco, l'azione viene fermata. Ricominciamo ad attaccare con questo scambio Peritore, Belfanti, Peritore, gran tiro ma Altamura blocca a terra. E finalmente la fortuna ci assiste, rimessa di Belfanti per Salvagno, passaggio per Pasini che tira, un difensore devia col braccio, non si vede il tocco ma l'arbitro in buona posizione conferma il rigore. Alla battuta si porta Nardi, il portiere intuisce ma il tiro è forte, la palla entra. Poco dopo la ripresa c'è questa punizione battuta da Olivieri, la barriera respinge, Viola tenta di controllare in qualche maniera e tira, un difensore respinge sulla linea e l'azione sfuma. Ed ennesima punizione battuta da Olivieri, respinta della difesa e poi c'è un fallo, l'arbitro fischia. E su questa rimessa di Bertinelli rischiamo di nuovo col solito pateracchio, Nardi fa un retropassaggio, Olivieri non controlla e fortunatamente Targoni la spara sul portiere. Sostituzione per il Sambo, Touré per Philippe e ritorna ad attaccare Santa Lucia, Olivieri per Varano, il suo tiro è deviato in calcio d'angolo, ci sono delle proteste, non si capisce per cosa ma l'arbitro assegna l'angolo. Battuta di Salvagno, Belfanti colpisce al volo, la difesa respinge, c'è questo fallo di mano in area, lo vede Nardi ma non lo vede l'arbitro, la palla arriva a Pasini che la mette per Olivieri, gran tiro per la testa di Soave, poi la palla colpisce un difensore che mette la palla in rete ma Altamura blocca sulla linea. E la Sambo fa un'altra sostituzione, Reguigue per Mandale. E altra magnifica punizione di Olivieri, Altamura mette la palla sul palo e poi esce a fondo campo. È un periodo nero, quest'anno la fortuna non ci assiste proprio, il tiro di Salvagno è ribattuto, quello successivo di Olivieri arriva in porta, basterebbe un tocco di Badia per farla entrare, ma la sfortuna ci colpisce ancora. Siamo alla fine, dopo tanti tentativi abbiamo rinunciato a provarci, forse abbiamo mollato. Con questo lungo lancio viene servito un attaccante che la mette per Taccon, che con questo Eurogol impingua il risultato della Sambo. Cerchiamo di dimenticare questa partita, domenica c'è il Zebio, con le piccole riusciamo a perderle, cerchiamo di vincerle con le grandi.